Ripreso questa mattina regolarmente il mercato settimanale di via Ugo La Malfa nel capoluogo dopo 3 mesi di pourparlers, dopo 3 mesi di cercare soluzioni e non trovarli praticamente mai. Si è cambiato per non avere cambiato nulla in definitiva, visto che i titolari del suolo pubblico occupato fino a 3 mesi fa sono tornati ad occupare lo stesso posto. La disposizione del mercatino tutto sommato, esclusa l'area privata, è quella originaria. In pratica tutto ciò ha causato qualche disagio anche oggi e da questo lo si evince anche dalle dichiarazioni che abbiamo raccolto tra i commercianti, tra gli ambulanti che partecipano al mercatino settimanale. Ci hanno fatto perdere 3 mesi di lavoro perché per essere sempre uguale come prima. Ma questa è la disposizione che voi preferite, voi commercianti? In linea di massima sì, E la gente cosa dice? che si trova bene. Perché ormai sanno già dove che sono i punti di vendita che ognuno ha. Si è cambiato per non cambiare nulla alla fine. Sì, però abbiamo migliorato per noi commercialmente. In che senso? Rispetto a come eravamo sistemati, per noi è meglio. Quindi questi 2 mesi quasi di chiusura forzata, diciamo alla fine ne è valsa la pena? Per noi sì, per ritornare come eravamo. Per noi. E la gente cosa ne dice? Sono tutti contenti, tutti. I clienti sono tutti contenti. Cioè, rimanere così per loro, sia per noi, va bene. Ci troviamo un pochettino magari disagiati, va? Ecco, quindi dopo 2 mesi quasi che non si svolgeva il mercato, ecco, non è cambiato nulla. Nulla, no, non è cambiato nulla. Siamo sempre lì, forse peggio. Le sembra più ordinato. Rispetto a prima sì. Pensa che i vostri problemi siano risolti definitivamente oppure ancora c'è qualcosa da fare? No, così va bene, se rimane così siamo ognuno nei vecchi posti, va benissimo. È la prima volta che sto venendo qua, sapendo il disguido e cosa che c'è, è la prima volta che sto venendo qui ad Agrigento. Come le sembra ordinato il mercatino? È uguale come Caltanissetta, non si capisce niente completamente.